Non è una novità se diciamo che la partita di domenica contro la Nissa possa essere la partita dell'intero campionato, sia da parte della Pro Favara soprattutto, sia da parte della Nissa. Le prime due forze del campionato di eccellenza si incontrano a Caltanissetta, 6 punti il distacco tra le due squadre. La vittoria dell'una o dall'altra parte potrebbe mettere veramente dei seri punti in questo campionato. Mister? Sì, sicuramente ha detto bene lei, credo che domenica si possa decidere o per un'apertura del campionato oppure per una chiusura. Credo che sia la partita fondamentale per entrambi i casi. È anche vero che la Nissa sta viaggiando abbastanza forte e abbiamo visto fino adesso è stato difficile recuperare punti e quindi bisogna, anche se domenica dovessimo fare qualcosa di importante, recuperare 3 punti non è facile, però noi stiamo lavorando per questo, ci proveremo già da domenica, poi magari nelle restanti partite vedremo. Sappiamo che non è una partita facile perché la Nissa in casa ha vinto tutte le partite, noi le abbiamo vinte tutte fuori casa, io spero che venga fuori una bella partita. E poi domenica scorsa con il Messilmeri è stata un po' la prova generale anche per questo nuovo affiato tra la squadra, la società e il pubblico che in massa è venuto qui al Brcoleri. Ma sicuramente credo che dopo la partita di Mazara, dove abbiamo fatto una grandissima prestazione, si è creato quell'entusiasmo, quella voglia di continuare a credere in un sogno che in questo momento magari vediamo un pochino distante, però bisogna crederci in quello che si fa, noi lavoriamo per questo e andremo fino in fondo. Come ha preparato la partita di domenica? Non mi dica come tutte le altre partite perché non ci credo. Ma no, assolutamente, non, sai, sono parole dette, a volte possono sembrare anche banali perché è una partita importante e quindi sotto l'aspetto della concentrazione credo che ci sia poco da dire perché i ragazzi sanno l'importanza della gara, però bisogna curare un po' tutti i particolari e fare tesoro degli errori che abbiamo fatto perché credo che entrambe le squadre ci conosciamo abbastanza bene e quindi stiamo lavorando un po' sui dettagli che poi alla fine secondo me fanno la differenza perché l'episodio alla fine può cambiare una partita. Tutte e due le squadre hanno un po' la statistica dalla loro parte, la Nissa ha vinto tutte le partite, una sola ne ha pareggiata, la Pro Favara ha vinto tutte le partite in trasferta. Sì, questo è vero, la Nissa le ha vinte tutte in casa, noi tutte fuori casa, è anche vero che la Nissa fino adesso non ha mai perso una partita, credo che nelle ultime 14 partite loro hanno fatto 13 vittorie e un pareggio, noi abbiamo fatto 13 vittorie e abbiamo perso la partita in casa con il Marinea, quindi credo che si possa dire che viaggiamo sullo stesso ritmo e quindi secondo me sarà una partita veramente da giocare sotto l'aspetto tecnico, tattico, poi come ho detto prima l'episodio alla fine può fare la differenza. È banale dire che tutte le partite iniziano con lo 0-0. Assolutamente, sono partite che di partenza si parte tutto con lo 0-0, però credo che la posta in palio in questa partita è troppo importante sia per noi che per loro. Loro perché sicuramente vogliono chiudere il campionato e noi perché vogliamo tenere accesa quella fiammella che in questo momento dobbiamo cercare di alimentare il più possibile per arrivare fino in fondo.